adesso siamo nell'Idaho, sempre nell'Idaho, è un posto che si chiama Moon Crater National Park. Praticamente questo paesaggio che sembra un paesaggio lunare, come se fossimo nei pressi di un cratere lunare. Qui sono tutti vulcani spenti che si vedono in lontananza. Diciamo, il primo che si vede più di là risale a 15.000 anni fa, invece ci sono quelli più recenti che, come diceva Francesco, risalgono a 2000 anni fa da questa parte. La sabbia, come si vede, è scura, però c'è questa vegetazione verde, insomma, che fa contrasto anche con i vulcani in sottofondo, come stava notando giustamente Francesco. Francesco? Oui, Gino. Ciao! Belli Moon Craters. Ecco questi licheni sulla roccia vulcanica.